Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea. Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12, bollettino di guerra numero 1268. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numeri e mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi, una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 73 divisioni austro-ungariche è finita.
la fulminea arditissima avanzata del 29° Corpo d'Armata su Trento, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, travolte ad occidente dalle truppe della 7ª Armata e a oriente da quelle della 1ª, 6ª e 4ª, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria. Dal Brenta al Torre, l'irresistibile slancio della 12ª, dell'8ª, della 10ª Armata e delle divisioni di cavalleria ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura Sua Altezza Reale il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invitta Terza Armata, anelante di tornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente conquistate che mai aveva perdute. L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nell'accanita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento ha perduto quantità ingentissime di materiale d'ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano discese con orgogliosa sicurezza. Firmato Diaz. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 4 di novembre, l'anno del Signore 2024, 106esimo anniversario della vittoria che sciolse le ali al vento, come avete ascoltato dalla leggenda del Piave di Ea Mario, cantata dalla Filarmonica di Capezzano Monte in provincia di Lucca nel 2018, quindi un secolo dopo la vittoria nella Grande Guerra. Permettete, la guerra non è bella e fa male, ma io voglio ricordare tutti quei ragazzi che sono andati sul Piave da ogni parte d'Italia e hanno lasciato la vita perché noi potessimo essere qui questa sera liberi, che è la cosa più importante. E per fare tutta quanta l'Italia e completare il sogno di un'Italia unita, che è costata la vita a Nazario Sauro e a tanti altri patrioti che in questa idea di nazione ci hanno creduto, malgrado tutto, malgrado i suoi difetti, malgrado i suoi problemi. Che dire di più? C'è un senso di gratitudine che dovremmo coltivare nei confronti di questa razza Piave, questa razza che non si arrende. Io ricordo un'intervista al Corriere della Sera a Delfino Borioni, uno degli ultimi fanti, anzi l'ultimo fante che era rimasto in vita ancora della Grande Guerra, cavaliere di Vittorio Veneto, pure lui, per aver combattuto appunto nella Prima Guerra Mondiale. E lui raccontò tutto quello che avevano dovuto passare in trincea e concluse: ma alla fine a Trieste ci siamo arrivati. Ecco, io mi chiedo dove sia finito quello spirito di quei ragazzi che alla fine a Trieste ci arrivarono per davvero, armati con le ghette, con le pezze dentro gli scarponi e il 91 a tracolla vestiti da fantaccini. Me lo chiedo e insomma mi auguro che lo spirito di quei ragazzi possa ancora ricordare a tutti noi che malgrado tutto noi non siamo secondi a nessuno, noi siamo una grande nazione, siamo un grande paese e siamo ben migliori di come ci dipingiamo e probabilmente di come ci guardiamo anche tra noi, perché erano quei 600.000 ragazzi che hanno lasciato la pelle lì sul Piave, sulle montagne e così via, erano ragazzi che venivano da ogni parte d'Italia, erano davvero fratelli d'Italia. Bene, grazie anche al nostro Lorenz Dumbria questa sera e cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, www.radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi ricordo che è un giornale online, non è soltanto il sito della radio, per cui andate e vi troverete le
i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, l'auto da fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto molto altro ancora. Ricordate, fesso chi non legge radiolibertà.net. Or dunque, caro Lawrence, che non sei altro, no, lui è un gran signore. Noi adesso ci prepariamo, vi ricordo quali sono le coordinate a cui incrociamo questa sera, come sempre, 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, e il telefono, quel magnifico strumento ideato da Meucci, 0292947222, ma quando lo dirò io, potete però mandare nel frattempo tutti i WhatsApp che meglio credete. Sono le 18:20, è l'ora del Qui Parlamento con l'onorevole Billy e lo ascoltiamo mentre alla Camera tratta niente po' di meno che di ratifiche internazionali e mozioni sul clima. Siamo nel bel mezzo di una discussione generale in aula, sentiamo che cosa ha detto. Vai pure, Lorenz. Qui Parlamento. Grazie Presidente Fontana, grazie Vice Ministro Cirielli, colleghi. Questo disegno di legge è la ratifica dell'accordo di sede tra la Repubblica Italiana e il Tribunale Unificato dei Brevetti, come ha ricordato lei Presidente Fontana, che è stato fatto a Roma il 26 gennaio di questo anno. In premessa ricordo che il Tribunale Unificato dei Brevetti, il TUB, cosiddetto TUB, è attivo dal giugno del 2023. È un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti, con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario, ai certificati complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Al riguardo segnalo che il 1° giugno, oltre al TUB, è divenuto operativo anche il brevetto unitario, un nuovo tipo di brevetto concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti con validità unica nei 18 Stati contraenti. In particolare, dopo la concessione, il titolare del brevetto può richiederne entro un mese l'effetto unitario, trasformandolo da brevetto europeo a brevetto unitario. Inoltre, in altri 6 Stati dovrebbero a breve aderire a questo sistema, sono, le ricordo, Cipro, la Repubblica Ceca, la Grecia, l'Ungheria, l'Irlanda e la Slovacchia. Questo Tribunale ha giurisdizione sui brevetti unitari e sui brevetti europei. In quest'ultimo caso però la giurisdizione è estesa ai soli Stati che fanno parte di questo accordo, rimanendo invece per gli altri Stati la rilevante giurisdizione dei tribunali nazionali. Il vantaggio principale di questo Tribunale è la giurisdizione unica in caso di violazione del brevetto, che permette di evitare l'avvio di contenziosi paralleli dinanzi a più giurisdizioni europee. Il Tribunale è composto da un Tribunale di primo grado, da una Corte di Appello e da una Cancelleria, supportato da un centro di mediazione e arbitrato per favorire le soluzioni amichevoli. L'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, una seconda sede della divisione centrale è stata spostata da Londra a Milano. Ricordo che la Commissione Esteri ha svolto, congiuntamente con la 10ª Commissione, un ciclo di audizioni nell'ambito della discussione proprio su questo spostamento di sede da Londra a Milano. L'accordo in esame è finalizzato proprio a consentire lo stabilimento e il buon funzionamento della sede di Milano, tenuto conto, come proprio per l'apertura di tali uffici, che rappresenta un passo importante per la protezione dell'innovazione tecnologica e per la promozione della crescita delle imprese italiane e dell'intero sistema paese. Questa intesa in particolare dà attuazione al protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale e questo protocollo, che è stato ratificato dal Senato il 30 aprile scorso, è composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato. In particolare individua quale sede permanente della divisione
del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita in via San Barnaba 50 a Milano, messa a disposizione a titolo gratuito da parte del paese ospitante e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo. Il testo sancisce altresì l'impegno dell'Italia a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici, l'inviolabilità dei locali e degli archivi, la sicurezza, le comunicazioni e le immunità dei procedimenti legali e dei provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria. Ulteriori articoli dell'accordo disciplinano le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza della sede assicurate dall'Italia al Tribunale, accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne, regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB. Dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale, la previdenza sociale e quello sanitario per il personale e stabiliscono la gamma di doveri che gravano su di esso in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano. L'accordo dispone che le autorità italiane adottino inoltre tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, chiamando peraltro questo Tribunale a comunicare almeno una volta all'anno l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per i servizi interni. Ulteriori disposizioni stabiliscono che l'accordo ha una durata di 7 anni dall'entrata in vigore e che l'Italia fornisca al Tribunale personale di supporto amministrativo distaccato dalle sedi pubbliche per la sua divisione milanese. Infine, disciplinano le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'accordo e i termini per l'entrata in vigore. Invece, Presidente, il disegno di legge di ratifica si compone a sua volta di 5 articoli. In particolare, mi preme sottolineare l'articolo 3, che autorizza il Ministero della Giustizia a distaccare un contingente fino a un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale per l'istituzione della sezione della divisione centrale di questo Tribunale, per una durata massima di 7 anni e con oneri a proprio carico. Per quanto riguarda gli oneri complessivi dell'accordo di sede, l'articolo 4 li valuta in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028 e 177.000 euro annui a decorrere dal 2029. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Esteri. In conclusione, Presidente e Vice Ministro, auspico una rapida approvazione del provvedimento in esame, sul quale si è registrata l'unanimità dei consensi nel corso dell'esame in Commissione Esteri. Grazie mille. Grazie. Chiedo al Governo. Qui Parlamento.
A te la linea. Grazie Lorenz, le 18:31 minuti e 45 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato Noemi con La borsa di una donna 2016 e tra poco parleremo infatti di donne e segnatamente di una ragazzina che, ahimè, la povera Aurora, che a 13 anni è dovuta diventare improvvisamente donna e avrà 13 anni per sempre, perché sapete che il suo fidanzatino, hanno ancora il pudore di chiamarlo così, o la vergogna di chiamarlo così, o la sfacciataggine di chiamarlo così, ha ben pensato di buttarla giù dall'attico del condominio dove lei viveva e le ha anche pestato le mani, oltre a usare un cacciavite, per farla cascare giù, farle fare un volo di 3 piani, farla morire e andarsene via al bar. Mi viene male a raccontarvi queste cose, ve lo giuro. Prima di procedere però vi voglio leggere un attimo una bellissima zappa che è arrivata da Zenson di Piave, signore e signori, provincia di Treviso. Il nostro Luigi, lo voglio ringraziare. Ciao Antonino, un caro saluto dal Piave, o meglio dalla Piave, come dicono qui i nostri vecchi, di Zenson di Piave, provincia di Treviso. Guarda, mio bisnonno Michele Figliano era cavaliere di Vittorio Veneto, perché aveva combattuto anche lui in prima linea nella Grande Guerra. Quindi credimi, questa zappa che mi mandi io la ricevo con molto affetto e ti saluto anch'io con altrettanto affetto e saluto tutti i tuoi paesani di Zenson di Piave e dell'Ansa del Piave, dove gli italiani hanno combattuto contro gli austriaci ricacciandoli indietro. Quindi a maggior ragione la storia è passata dal tuo paese. Poi stavo guardando un attimo Google Maps, stavo vedendo proprio il tuo paese, l'Argine del Piave, l'Ansa del Piave, e vi dico la verità, ha ragione lo storico Martin Gilbert, questo storico inglese che ha scritto la grande storia della Grande Guerra Mondiale, e proprio come dice lui, non riuscirò mai a capacitarmi della pace attuale dei luoghi pensando alla violenza della guerra che vi è passata. È una sensazione veramente incredibile, non si riesce a credere che quel bellissimo colore verde dell'acqua del Piave possa essere stata insanguinata e possa aver visto la morte di tanti ragazzi durante la guerra. Va bene, adesso noi parliamo di un'altra guerra, che è la guerra del femminicidio, ahimè, e vi parlo appunto della povera Aurora che a 13 anni purtroppo ha dovuto subire questa morte atroce. Il ragazzo è finito in carcere, naturalmente ci sarà un processo, ci sono tutte le garanzie del caso, quello che volete, c'è anche un testimone che ha visto questo galantuomo, si fa per dire, buttare giù sta ragazzina dall'attico del palazzo. E insomma io ho cercato di ragionarne un po' con una persona che spesso viene qui a parlare di femminicidi, purtroppo, e lei stessa dice io vorrei parlare di tutt'altro. È Elisabetta Franzoia, che è responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega Liguria, ma che è anche e soprattutto componente di Edela, che è un'associazione dedicata agli orfani delle vittime di femminicidio. Qui non abbiamo un'orfana, o meglio, forse orfani sono ora i genitori che non hanno più una figlia. E Lorenz, quando sei pronto, vai pure. Commentate al 340-670-9659. Vai. E allora, questa sera torna da noi, ricordo essere responsabile pari opportunità per la Lega Liguria, ma è anche componente dell'associazione Edela che si occupa delle vittime di femminicidio, meglio, degli orfani delle vittime di femminicidio. E poi la nostra conversazione parte da un fatto di cronaca. Il fatto di cronaca è la morte della piccola Aurora, 13 anni, che il cosiddetto fidanzatino, alto 1,80 m e ben più pesante di lei, che risulta all'autopsia 1,50 m,
Ecco, questo signore l'ha fatta morire sostanzialmente. Eppure i segnali di pericolo erano stati lanciati. Questo dormiva nell'androne di lei, questo l'aveva minacciata più volte, eccetera, eccetera, ma nessuno ha fatto niente. E allora, Elisabetta? Allora, intanto ciao, grazie sempre per l'invito e per la sensibilità che ogni volta dimostri quando succedono purtroppo questi effetti di cronaca che ci siamo detti, no, l'ultima volta ci siamo lasciati cosa vorresti da domani, te lo ricordi? Sì. E da quel giorno lì effettivamente poi ne sono successe veramente moltissime e forse in finale c'è questo che è quello che ci ha colpito particolarmente perché il dato più impressionante è che iniziamo a parlare del più, diciamo, dell'età più bassa come femminicidio, quindi iniziamo a parlare veramente di una cosa che inizia ad assumere un peso che era già grave di per sé, ma questa età 13 anni ci deve veramente risuonare, no? Perché inizia a essere veramente grave. Quindi a me ha colpito in particolar modo per mille ragioni. Intanto l'età, naturalmente, Antonio, perché 13 anni passano, è una bambina. E tu hai Certo definito che è una bene. bambina. Esattamente, hai detto una cosa molto importante che mentre la dicevi riflettevo e dicevo: lui è un ragazzone, una montagna, un gigante, lei piccolina. Chissà perché, no, vedi che poi alla fine è come se si riproponesse questa cosa, cioè lui molto grande che ha prevaricazione su di lei, un corpicino così piccolo, no, e quindi anche l'ultimo femminicidio di cui abbiam parlato l'altra volta in trasmissione era questo signore molto grosso, ti ricordi, che diede fuoco alla moglie, ma poi in realtà l'ha uccise perché ci andò sopra con il peso, no, e fu il Sì, peso del le corpo ha dell'uomo. letteralmente ballato sopra, sì. Esatto, e insomma le spaccò praticamente veramente lo scheletro e quindi lei morì. Per cui ecco, questo di nuovo è un dato perché alla fine l'abbiamo detto tante volte, tu sai quanto io ci tenga a definire sempre femminicidio, e lo ripeto perché sai che voglio che sia chiaro, l'omicidio non è tanto solo perché è uomo, potrei essere anch'io definita come un omicidio se in questo momento uscita in strada vengo uccisa, vengo definita come omicidio perché può essere un incidente stradale piuttosto che anche una rapina andata male, ma nel momento in cui c'è un legame di sangue, quindi un ex marito, un ex compagno, un fidanzato, che mi viene ad uccidere proprio perché vuole distruggermi, ecco lì che questa, come dire, risolve nella definizione di femminicidio, ossia la volontà di distruggere la femmina, la donna, proprio perché c'è questo legame e per disfarsi. È brutto dirlo, però di fatto è così. Beh, nei fatti quello si è disfatto, il cosiddetto fidanzatino, e questo per il semplice e banale motivo che ha ben pensato di spingerla sotto, insomma, le dava addirittura i pugni sulle mani mentre lei cercava in tutti i modi di difendersi. Oltre a darle i pugni sulle mani, non ha esitato ad andarsene poi al bar tranquillamente. Ma Ecco, come si fa scusa se ti a eliminare interrompo, una vita così? ma più che i pugni, forse ti sei perso un passaggio, non l'hai visto, scusa la franchezza, ma lui aveva un cacciavite Sì, è il nella tasca, cacciavite. cioè ha usato questo strumento, quindi voglio dire, lo sappiamo tutti che un cacciavite è una cosa appuntita che ferisce, e mentre lei si teneva probabilmente alla ringhiera di questo terrazzo, di questo poggiolo, lui ha infierito sulle mani proprio per ovviamente far aprire queste mani e farla volare giù. Quindi diciamo la verità, scusate, ma aveva tutte le possibilità di fermarsi, cioè ce lo siamo detti tante volte, nel momento in cui io litigo, a me sono concesso che sia giusto, ma ti do uno spintone perché sono incavolato e tu vai all'indietro, voli giù dal poggiolo, passami il termine, potrebbe anche essere messo come un incidente, no? Cioè comunque io in realtà ti volevo dare uno spintone e poi c'è stato un Sì, epilogo è molto più grave. preterintenzionale. Perfetto. Nel momento in cui tu ti tieni e questo esce con un cacciavite, uno strumento che comunque ti impedisce di rimanere ancorato, permettimi, tu hai dei secondi in cui teoricamente dovresti riflettere. E torniamo al famoso discorso che ci siamo sempre fatti io e te, che la cosa pazzesca del femminicidio è quella che basterebbe probabilmente una coltellata, una martellata, una piccola, come dire, sparatoria, invece spesso vediamo 38 coltellate, 15 martellate, c'è questa volontà proprio nel distruggere completamente il corpo della donna. Questo ci deve far riflettere, cioè la cattiveria con cui viene messa nella determinazione dell'uccisione e della distruzione di questo corpo.
Aggiungerei anche un'altra cosa, però. Oltre alla cattiveria ti pongo questa domanda: ma la famiglia dov'è? Perché voglio dire, questo una famiglia ce l'avrà, per quanto disfunzionale. Lei, abbiamo visto la madre in televisione, tranquilla, serena, cioè parlare con molta tranquillità della cosa. Allora uno dice: ma sta ragazzina in che ambiente è cresciuta? Ma poi soprattutto la cosa che più mi domando: 13 anni è un conto, 15 anni già si avvertono determinate cose che a 13 ancora non ci sono, perché è ancora essere bambini, c'è ancora quell'eco dell'infanzia che non si è spenta. Allora, a maggior ragione io dico: ma com'è possibile, come si può accettare un fidanzatino di 15 anni? Qui apri un capitolo che, a dirti il vero, e lo dico anche un po' da mamma, è difficile, no, da affrontare. Io te l'ho detto in apertura, ritengo che, parlando di femminicidi, tendenzialmente si parla di ragazze o di donne. Questa per me è definita una bambina. Mi sono concesso che credo che per noi genitori poi siano sempre bambini, no, però 13 è veramente un'età molto piccola. Più che altro a me ha colpito molto il fatto che lei si fosse già rivolta per chiedere aiuto, no, quindi evidentemente comunque una ragazzina con una maturità probabilmente emotiva abbastanza alta, perché ha capito che qualche cosa non andava in tutto ciò. Devo dirti che, sai che non è che voglio prendere difese della famiglia, però dico anche una cosa, Anto, che è così difficile, anche lo vedi per le forze dell'ordine, per tanta altra gente, poi individuare questi episodi. Quando ci sei probabilmente così dentro, immagini che a te non possa mai accadere, immagini che sia una cosa tra ragazzini, che sia un'amicizia magari, no, un pochino più unita, cioè non vai a pensare a una cosa del genere. Cioè, io te lo dico sinceramente, probabilmente lo sai, nonostante tutto vedo il mondo rosa. Come puoi pensare che uno a 15 anni voglia uccidere in quella maniera una ragazzina? Cioè, se pensi questo capisci che il mondo è finito, non ti devi più fidare di niente, di nessuno. Cioè, tu devi pensare, e l'abbiamo sempre detto io e te, no? Cioè, quando facciamo questi discorsi, di certo non insegniamo alla gente ad andare in giro e vedere tutti uomini maltrattanti, che picchiano, che uccidono le donne. Per fortuna ci sono uomini di grande sensibilità e tu ne sei il grande esempio, e io ti ringrazio sempre per questo motivo, perché lo ripeto, non è una battaglia di donne sulle donne, cioè ci servite voi, serve persone come te che in qualche modo da uomo iniziano a discutere, cercare di capire dove stiamo andando. Però ti dico è anche difficile, perché io immagino un genitore che, sai, poi voglio dire, questi ragazzini escono ormai, Antonino, questa è la verità, vanno allo sport, piuttosto, quindi tu sai fino in fondo chi vanno a frequentare oppure no, hanno questi maledetti social nelle mani. Quindi guarda, credimi, rispetto ai nostri tempi ci sfugge un po' di mano, lo dico proprio anche da genitore. Il problema qui è di capire come fa un ragazzo a 15 anni arrivare a maturare il pensiero di andare all'ultimo piano. O comunque io mi domando, se aveva un cacciavite in mano, probabilmente poi è uscita questa cosa di buttarla giù, ma magari l'avrebbe uccisa col cacciavite. Cioè, insomma, io mi domanderei più che loro abbiano avuto una relazione, perché un ragazzino, come dici tu, dove erano i genitori, che gira con un cacciavite nello zaino. Cioè, non mi sembra così sano e maturo. Ma guarda, Quindi io ho qui il resto del Carlino di ieri, anzi del 1° di novembre. Non sto puntando il dito, chiedo che cosa hanno fatto i servizi sociali di fronte alla segnalazione di una mamma di una bambina che era loro affidata. A parlare è Lorenza Dordoni, avvocata della mamma di Aurora, la tredicenne morta dopo essere caduta dal balcone di casa. Dell'omicidio accusato il fidanzato quindicenne. La legale ha voluto infatti mettere in evidenza che dal 2017, con decreto del Tribunale per i minorenni, i servizi sociali di Piacenza erano stati nominati affidatari di Aurora e della sorella, ora esatto. maggiorenne. Il 30 ottobre il comune di Piacenza aveva confermato che la madre della giovane aveva fatto una segnalazione riguardo ai comportamenti del fidanzatino, ritenuto essere una compagnia non gradita. La signora aveva dichiarato di aver difficoltà a gestirne la presenza in casa, a volte anche notturna. Tuttavia non erano stati segnalati comportamenti violenti, né era stata sporta una denuncia alla polizia. Confermo che la madre non aveva fatto denuncia, chiedo però se i servizi sociali, che erano affidatari, hanno fatto qualcosa. Sono pronta a un sereno confronto, ha affermato Dordoni, per diramare che tutto il possibile è stato fatto. Hanno verificato chi fosse sto ragazzino e hanno svolto qualche indagine nelle scuole del paese in cui viveva
per delineare meglio se le preoccupazioni della madre erano morbose o reali? Sono in attesa di risposte e spero che arrivino quanto prima. Qui però mi pare che ce la stiamo sì. palleggiando la cosa. Esatto, Cioè sì. tu madre vedi a questo che non è cosa, perché non gli molli un calcio nel culo e lo mandi via? Però sai che in questo tu mi trovi in disaccordo, perché se noi rispondiamo a violenza sulla violenza non finiremo mai più, Antonino. Dico, ti Cioè, mollo un calcio nel culo per dire l'ho perché capito, non lo certo, cacci di casa? Hai ragione, però io penso anche che nel momento in cui una ragazzina, ti ripeto, acquisisce una maturità tale da comprendere che c'è qualche cosa che non va, tu fai dei passaggi probabilmente giusti nel chiedere a qualcuno che ti sta seguendo c'è qualcosa che non va. Scusami, io mi chiedo, ma se questi servizi sociali la seguivano per aiutarla e ne hanno preso carico, ragazzi avrebbero dovuto proteggerla, allora da che cos'è che la dobbiamo proteggere? Quindi la verità, lo sai che io vado sempre forse un po' controcorrente, il problema che a oggi, mi dispiace dirtelo, la gente non ha ancora capito che c'è un problema di violenza di genere altissimo, perché pensiamo sempre di sottovalutarlo e torniamo ai femminicidi di età più adulta, dove con denunce, con racconti agli amici, nessuno viene creduto. La verità, ce lo siamo detti l'altra volta, che alla fine nessuno pensa, te lo ricordi quel ragazzino, eccetera, che si possa arrivare a tale malvagità, ma i dati ci dicono che purtroppo esiste, perché Antonino, quella settimana dopo la nostra intervista, cioè ne sono accaduti 3 o 4 se non sbaglio, dal lunedì al sabato, Sì, mi quindi la pare sì. statistica e i numeri parlano. Quindi ragazzi, è inutile che continuiamo cioè, poi lo sai, per me, lo so che tu non lo stai facendo, ma non diamo però colpa alla famiglia, alla ragazzina. Qua il problema è lui il delinquente, non sono loro a non averlo esposto. Poi certamente io ho riflettuto, quando abbiamo deciso di incontrarci, di questo pensiero, poi cioè io posso anche non avere gli strumenti da genitori, cioè se non lo capisce un servizio sociale, Antonino, che mi deve proteggere la ragazzina di 13 anni, che segue un percorso, che capisce delle cose, come hai detto tu bene, non va a intervistare il tessuto scolastico o di quartiere, eccetera, per capire, ma scusami, devo avere io, da madre, da famiglia, diciamo quell'acutezza di capire cosa sta accadendo. Guarda che non è che è così facile, Cioè non siamo l'Abruzzone tutti in casa che sappiamo criminologa e quindi abbiamo certezza di quello che stiamo vedendo. Non è così facile. Quindi io su questo sono un po' più forse severa in questo caso qua e non voglio smettere di sentir dire che: "Ah, ma lei", ma scusate, io ho letto delle cose terribili, ma la sorella, ma la madre, cioè, ma ragazzi erano da degli assistenti sociali, 1. 2, ma dite che questo non doveva ammazzarla. Io non ho letto dei commenti contro questo ragazzino. Cioè bisogna individuare che c'è l'assassino, punto. E qua ti aprono invece un altro capitolo, che ho letto una cosa e sono d'accordo. Forse bisognerebbe abbassare un po' l'età del discorso della pena su Ecco, questi volevo ragazzini. chiedertelo infatti, cioè si discute ora di abbassare l'imputabilità all'essere penalmente Esatto, perseguibili dai 14 ai 12. Può avere esatto. senso? Forse sì, perché se i dati ci stanno dicendo che c'è questa criminalità che si è abbassata in maniera così vertiginosa, e qua non parliamo di criminalità, ho rubato il telefonino a €1, qui stiamo parlando di uccisione, ma come del bullismo, cioè, quanti casi adesso abbiamo ultimamente di addirittura anche spinte, no, psicologiche che hanno motivato dei ragazzi poi all'uccisione, ad uccidersi. Oppure addirittura di cose simili, cioè c'è qualcosa che non va, capisci? Io non ti vorrei ricordare sempre la violenza di Branco, perché pare che ce la dimentichiamo Antonino, ma non ce la dobbiamo dimenticare. 1 anno fa, che sembra lontanissimo, o meglio agosto del scorso anno, Palermo, violenza di Sì, gruppo, la cioè vogliamo diciannovenne. capito? Vogliamo parlare di hashtag, parliamo di violenza di gruppo, agosto 2023, cioè qui sembra che ce la siamo accantonata. Allora forse anche lì si parlava di ragazzini minori. Quindi bisogna essere giusti nel dire che l'età si è abbassata in maniera incredibile, quindi non posso più giudicarli come bravata. Perdonami, io ho letto qualcosa in cui è stata definita una bravata. No, cari, aveva un cacciavite e ha impedito a questa ragazzina di tenersi. Ti ripeto, un momento di ira, questa, non so, ti spingo e vola giù, poi io ti recupero, chiama aiuto, non prendo un punto e ruolo e ti faccio staccare le mani. Beh, ma Quindi poi sono assolutamente d'accordo di abbassarla, assolutamente sì.
Due cose ti vorrei chiedere Vai. avviandomi a Sì, conclusione, perché so che hai sì, minuti un po' contati. La sì, dimmi. prima, i coinquilini del condominio lo hanno visto dormire nell'androne. Eh. Possibile che non ci sia stato uno che abbia detto: "Ma questo qua chi è, che vuole, che fa?" La seconda, a maggior ragione, dopo cosa resta? Cioè, che giustizia si può applicare in questi casi? Allora, la prima è il solito discorso che affrontiamo ogni volta ed è quello che diciamo da queste interviste, ripeto, non voglio vedere la gente che va in giro a trovare il lupo mannaro, perché magari non c'è, però sicuramente ce lo senti tante volte. Queste nostre chiacchiere servono per sollevare un'attenzione che probabilmente non c'è l'effetto sentinella. Se queste donne, ce lo sento tante volte, muoiono, non vivono su un monte da sole, sono in un tessuto sociale, lavorano, vivono in una casa, hanno frequentato dei negozi, avranno degli amici, dei parenti. Possibile, qui la domanda non è se la mamma, ma qui la domanda è: ma nessuno se n'è accorto? Cioè un vicino di casa non ha avvertito che un ragazzino dormiva nell'androne piuttosto che sullo zerbino? Pare normale? No. Possa passare la serenata fatta la sera prima, che potrebbe essere avvertita come anche una cosa forse romantica da non sapendo il discorso, ma un ragazzino che dorme in un landrone, guai io ti chiedo dove erano i genitori di lui. Perché se mio figlio a 15 anni non torna a casa, io mi domando dove va questo ragazzino. Capisci che qua è caduto tutto. Quindi Sì. forse un po' più di attenzione anche a rivolgersi a questa donna, tra l'altro parliamo credo di una famiglia albanese, forse aiutarla, sapendo anche che era sostenuta da dei servizi sociali, quindi in qualche modo erano attenzionati, ma bussargli la porta e dire: "Guarda, abbiamo visto questo ragazzino dormire, eccetera, tutto a posto, tutto bene?" Perché se la mamma non l'ha fatto entrare in casa, evidentemente non ha piacere. Io partirei da questo concetto, cioè magari alziamo le antenne prima di giudicare, perché altrimenti facciamo una vittimizzazione secondaria che sai che non mi piace. Questa già è stata uccisa, non è che era pure colpa sua perché è nata sul Poggiolo. Se no torniamo al discorso per cui vengo violentata perché è una minidonna. Sei tu stupratore ad essere sbagliato, non io che indosso una minigonna, e qui è uguale. Per cui questo secondo me è un punto. La seconda domanda cosa rimane? Cosa rimane? Quello che rimane sempre, probabilmente si spegneranno i riflettori su questo caso, anche se rimarrà probabilmente sollevato dall'età dei 2 ragazzi, ma credo che finirà nel dimenticatoio molto prima di tutto il resto. Ne sono quasi convinta, perché si va a toccare tutto un discorso di servizi sociali che secondo me sono intoccabili. Io ho questa grandissima impressione. E per l'età del ragazzo che quindi ha, comunque un'inputabilità diversa, io temo questo. In questo caso tu sai che io normalmente parlo di chi rimane dei figli, qua come ti ho sempre raccontato rimangono dei genitori, comunque rimane questa mamma e questa sorella che per prima ha denunciato sui social questo aiuto. Quindi una ragazzina di 22 anni che rimane senza la sorella di 13, 14, per poi alla soglia dei 14 anni, cioè io non credo che se la vivrà proprio benissimo, eh. Cioè probabilmente passerà la vita a combattere per la giustizia, parte in salita. Cioè, ripeto, ce lo siam detto tante volte, viene uccisa una donna, in questo caso una giovane donna, una ragazzina alla soglia dell'adolescenza. Guardate che rimane tanta roba brutta, non è finito lì, non è finito con quel volo di 7 metri. Il problema è che adesso continua nelle famiglie di questi. Io adesso non so, la famiglia di lui, dirti il vero, non ho seguito benissimo, perché come dicevi tu probabilmente sono rimasti anche molto nell'anonimato, non vengono tanto, insomma, per carità intervistati. Con te ci siam fatti 2 discorsi sul fatto di Turretta. Sì. Visto che siamo così veri io e te che andiamo, a parlarne così in radio. Sì, appunto, giovedì scorso io su Italia Oggi ho scritto che il circo Cecchettin si potrebbe anche chiudere, visto che non è necessario fare la sceneggiata di dare nell'ora di massimo ascolto la possibilità a costui di raccontare tutto il suo piano, lo sapevamo già quello che c'è, no? Però io qua lo sai, perché io e te siamo veri e lo siamo fino in fondo, io ti scrissi in privato e ti dissi che invece, visto che sono d'accordo con te all'80%, in questo caso non sono d'accordo con te. Perché comunque, sinceramente, dobbiamo tenere alta. E perché se no non si capisce quello che ci siam detti all'inizio. Se non viene recepito che c'è una malvagità così alta, non lo fermerò mai. Io continuo ad avere un dubbio.
ma non per dare colpa a una persona, quella famosa persona che vide Turretta e la Cecchentin in macchina, con la Cecchentin che piangeva e lui la tira in macchina al famoso centro commerciale. Forse, te l'ho sempre detto, avesse sollevato un braccio, avesse urlato da adulto, cosa state facendo? Cosa stai facendo? Tutto ok? Una qualsiasi banalissima frase che voleva dire tirarlo giù dalla macchina. Secondo me, può darsi, spero di sì, poteva dare una soluzione alla ragazza di scappare o di rallentare lui, l'avrebbe fermato. Cioè, Antonino, qui bisogna far capire alle persone che c'è qualcosa che va oltre, perché altrimenti continuiamo a parlare di bravato. Turetta, ti ricordo che è stato definito che era un bravo ragazzo. Cioè, basta, tu sai cosa scrivo, non era un bravo ragazzo. Io non voglio sentir dire, anche quel ragazzo che ha ucciso la ragazzina nel pianerottolo, cioè 12, 18 forbiciate, ma di cosa Sì. stiamo parlando, ragazzi? Di cosa stiamo parlando? Non hai idea di perché l'ha fatta, sicuramente una mossa dell'avvocato per trovare una scappatoia, ma voi state scherzando? Cioè la vita di una persona al giorno d'oggi è non lo sapevo, non ho capito, era un gioco, non sapevo cosa fare, fermiamoci. Quindi invece io da un lato capisco che poi c'è una morbosità scenica ed hai ragione, non apprezzo alcune cose della famiglia Cecchentin, ce lo siamo già detti, assolutamente. Tu sai che il mio interesse in queste cose qui non ha un colore, una maglietta politica, eccetera. Qui c'è il fatto di salvare qualcuna, perché se andiamo avanti così, anni fa ce lo siamo detti, c'era una statistica di una donna ogni 3-4 giorni. Ragazzi, oggi forse le statistiche ci iniziano a dire che una ogni 28 ore. E allora se in un paio di anni è cambiato, io non mi voglio ritrovare una al giorno, perché è una mattanza. E allora se questo, come quando ci mettevano, obbligavano a metterci le cinture di sicurezza, a un certo punto avevano dovuto obbligare il cittadino che la metti, se no ti punisco, e c'è questo, e delle sensibilizzazioni altissime, forse dobbiamo fare questo, spaventare le persone. Non è la cintura, ti schianti, muori, c'è la faccia frantumata, te le ricordi le immagini nelle Me lo prime ricordo, le mettevano pubblicità? ai caselli autostradali. Esatto, anni 90, le sigarette ti mettono il cancro del polmone, probabilmente abbiamo bisogno, mi spiace dirlo, ma forse veramente la coscienza umana ha bisogno di essere in qualche modo punzecchiata per capire che c'è qualcosa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. 90, le sigarette ti mettono il cancro del polmone, probabilmente abbiamo bisogno, mi spiace dirlo, ma forse veramente la coscienza umana ha bisogno di essere in qualche modo punzecchiata per capire che c'è qualche cosa che non va, perché nel momento in cui quindi vedo il ragazzino che dorme sul pianerottolo e so che c'è una ragazzina, forse mi sveglio Antonino, cioè non so gli permetto di dormire lì, perché se domani questa è la coltella, scusami, io mi sento in qualche modo comunque complice. Lui, e con questo chiudo, giuro, Sì. lui, hanno raccontato i suoi amici o conoscenti, faceva spesso discorsi di mafia, di gangsterismo, di rispetto, ma non è che tutta questa robaccia trap che viene fuori, tutto questo clima di violenza a parole, per fortuna, tutto questo clima di fare i duri qua e là, e in realtà sia in fondo soltanto un modo per estraniarsi dalla realtà. Perché se ti estranei Qua così tanto poi diventa naturale buttare a una dal settimo piano. certo, infatti vedi che arrivi un po' diremmo a Genova, nel mio Caruggio, cioè io voglio riportare le persone alla realtà, ci son persone veramente diaboliche, non è più in gioco. Sul fatto di queste canzoni e le parole ti dico, lo sai, si è sottovalutato per tanti anni, anche quel modo di parlare tra giovani, ma anche tra adulti, che è comunque pur sempre violenza. Quindi la violenza psicologica non è una cosa che non esiste. E attenzione, e ritorno a dirlo, quando mi sento dire perché non è scappata da quella famiglia maltrattante, perché non è scappata da quella famiglia terribile, se fosse una donna, una figlia, eccetera. Ma guardate che prima c'è una manipolazione alle spalle, che parte da una manipolazione psicologica incredibile, fatta di parole. Sei una stupida, non sai far niente, sei una cretina, non devi neanche andare a lavorare, devi pulire casa, che ci sembrano cose molto distanti, purtroppo esistono. È una manipolazione nel caso di tenere comunque una donna di basso livello. Il fatto di queste canzoni trap, purtroppo io ho una figlia adolescente, quindi me le sono fatte, come dire,
visionare un po', le ho ascoltate, sono terribili Antonino, cioè parlano di vera e pura violenza, parlano del sesso, non certo come l'amore che deve essere conosciuto tra ragazzi, ma parlano di un sesso molto spinto, molto di più di un porno. E se è vero che esce una statistica in cui pare che la visione di questi porno così violenti possa portare in questi menti, naturalmente ancora molto spugne, a degli atti molto violenti sulle altre ragazze, vedi queste violenze di gruppo, vedi le violenze sessuali, è qualcosa che tu ti prendi questa anche se lei non vuole. Qua c'è tutto il discorso del consenso che potremmo aprire 10 trasmissioni su questo. Io passo questo concetto. Se è vero che, come mi dicevi tu, questa mamma avrebbe dovuto capire, fare, io vorrei fare, e te l'ho già detto una volta con i tuoi radioascoltatori, sinceramente, quanti genitori fermano un ragazzino da dire certe cose? Quante volte sentono delle frasi in casa su delle ragazzine, quella, scusate, ha una troietta, quella tanto è una facilona, e gli dicono non si dice così. Non lo fa nessuno, Antonino. Perché la verità è che poi ognuno di noi vede il male negli altri, ma non riconosce quello che ha in casa. Quindi un po' più di attenzione, perché questi ragazzi sono figli nostri. Io torno a dirti, quel caso del branco, possibile che di 7 ragazzi non ce ne fosse uno col cervello da dire: "Ma cosa stiamo facendo?" Perché lo scemo c'è, il pazzo c'è, il cattivo c'è, il violentatore, cioè, a questo punto abbiamo capito c'è, ma 7 ragazzini? E allora, scusate, son 7 famiglie malate, ma il problema è che noi non fermiamo da queste cose qua. Spiegargli che non è normale prendere una ragazzina, come dicono in queste canzoni tratte, e fare delle cose senza il suo consenso. Nel momento in cui la ragazza ti dice no, e no, ti ha tolto il consenso, tu non devi andare avanti. Anche nel momento, quindi ditelo, se qualcuno mi sta ascoltando stasera, faccia il discorso ai figli. Esci con una ragazzina, non devi portare i cioccolatini, devi portargli rispetto, e il rispetto parte dalla prima cosa. Se anche ti baci e hai delle effusioni, ma lei a un certo punto dice no, non vado avanti, è no, categorico, ti devi fermare. Se tu vai oltre, un'effusione in più è violenza sessuale. Questo da codice, ma questo, permettimi, il rispetto tra persone. E mi sembra che non ci sia molto altro da aggiungere. Allora, con molto rispetto, grazie e insomma speriamo di sentirci per cose ben migliori di queste. Come sempre. Sai che io dico sempre che è un piacere venire nella tua trasmissione, vorrei venire a parlare veramente di tutt'altro, del tempo che c'è, che è cambiato il clima, ma non di queste cose. Purtroppo ogni volta mi sembra che ogni 10 giorni dobbiamo parlarne. Ripeto, io ti ringrazio perché sai quanto veramente a parte stimo il tuo lavoro e la radio per quello che fa, anche per queste cose. Continuo a dire, permettimi, che la Lega è sempre vicino a questi temi delle donne, mica peraltro abbiamo la Bongiorno che essere poi quella che ha in qualche modo, no, istituito il codice rosso, probabilmente la gente se lo dimentica, quindi siamo un partito molto vicino a queste cose e Radio Libertà non fa altro che veramente fare eco a tante cose che forse facciamo e vengono poco dette. C'è poi un discorso proprio educativo da fare, ma tu lo sai cosa penso, nelle scuole, nelle famiglie, nelle palestre, c'è un lavoro sul tessuto territoriale che è molto alto. Grazie mille. Grazie a voi tutti. Grazie ancora. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A te la linea. E grazie a Nanni Svampa che canta Pellegrin che viene da Roma del 1972, arriviamo adesso alle 19, 7 minuti e 50 secondi a parlarvi della nostra rubrica del lunedì, che è La Grande Città con Carla De Bernardi. A proposito, buon onomastico a chi si chiama Carlo, Carla, Carolina, Carl, non so, altre versioni del nome di San Carlo Borromeo. Oggi è appunto il 4 di novembre, San Carlo Borromeo, e infatti nella rubrica si parla di questo. Prima però voglio leggervi questa zappa che ha mandato la nostra ascoltatrice Clara da Sondrio. Non so che cosa sta succedendo con i nostri adolescenti. Ogni giorno si sente che uno di loro uccide o ferisce un altro giovane. Anche oggi ho sentito che un ragazzino di 12 anni ha accoltellato un altro della sua età. È qualcosa che fa rabbrividire. Clara, devo correggerti, è una ragazzina di 12 anni che ha accoltellato un suo compagno colpevole di aver segnalato che lei aveva copiato il compito. Pensate un po'. Ha fatto la spia, quindi è degno di una coltellata al petto. Io mi chiedo veramente che cosa passa per la testa dentro le famiglie, prima di tutto, e dopo nelle teste dei ragazzi, se qui arriviamo al punto addirittura delle coltellate in pieno petto. Un'altra cosa, permettete di dirmela, non sono, e parliamo sempre di violenza sulle donne. Io vi voglio dirvi questo. Trovo orribile quello che è successo a Teheran, dove una studentessa universitaria si è dovuta denudare, è rimasta in mutandine e reggiseno, perché la polizia morale le aveva contestato l'uso del cencio, come lo chiamò Oriana Fallaci davanti all'Ayatollah Khomeini, l'hijab, l'abito nero, l'abito scuro, il foulard a coprire i capelli, previsto dagli Ayatollah nella Repubblica Islamica dell'Iran. E lei ha deciso di spogliarsi completamente, dopodiché informava sul suo canale Telegram la collega Emily Schrader, che è stata varie volte tra l'altro ospite qui da noi, qui a Zoom. Lei è una delle anchor woman più seguite in Israele. A quanto pare lei è stata pestata dalla polizia morale, questa ragazza, e caricata in macchina dopo il pestaggio. Mentre la caricavano in macchina, le hanno anche fatto sbattere la testa contro il tettuccio dell'automobile. Io non oso immaginare che cosa ne sia stato di questa ragazza. La scusa ufficiale è che è una pazza. Io spero solo che questo regime infame crolli al più presto, perché il controllo della religione, così come della dittatura, per prima cosa si esercita sui corpi, e nel caso delle iraniane vale per ambo le vicende, sia sotto il profilo religioso che sotto il profilo politico. Guai a quel paese nel quale la religione diventa anche politica, perché quando la religione e la politica si mescolano diventano qualcosa di micidiale ed esplosivo. Guai. Va bene, allora adesso è giunto il momento, con tanto di sigla, della nostra bellissima rubrica La Grande Città. A Carla stavolta è scappata un po' la mano, dura 30 minuti il suo intervento, lo so, però credo valga il vostro tempo. Lorenz, quando sei pronto vai pure. Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Ladies and gentlemen, sua meneghinità Carla De Bernardi è qui con noi. Sì, scusa, Paola D'Amico e sua soavità, tu sarai sua meneghinità. Sua meneghinità Paola, Carla De Bernardi è qui con noi stasera, come sempre. La ringrazio del suo tempo e della sua cortesia, come sempre, e ci porta ancora una volta nei segreti del Famedio, visto che ci eravamo lasciati la volta scorsa con una promessa, visto e considerato che ci sarebbe stata la manifestazione del 2 novembre. Ma non c'è soltanto questo, c'è anche
l'ombra di un personaggio molto amato da tanti, entrato, ahimè, violentemente nella storia, perché è il povero commissario Luigi Calabresi, per il quale qualcuno vorrebbe anche un processo di beatificazione. Io tendenzialmente sarei favorevole. E poi andiamo in onda questo 4 di novembre, quindi San Carlo, permettete, buon onomastico, cara Carla. Mi pare che Grazie. stasera piatto ricco mi ci ficco, allora. Piatto mi ci ficco. Allora, volevo dirvi questo. Io ieri sono andata a questa cerimonia del Famedio, dove ho l'onore di essere invitata come presidente degli Amici Monumentali, quindi avevo la mia seggiolina con il nome scritto, come le persone, come se fossi una persona importante. Una VIP. Come se fosse una VIP. E c'è stato prima un concertino, devo dire carino, perché c'era un coro di voci bianche, coro del Conservatorio di Milano, te lo dico, coro Haydn del Conservatorio di Milano, direttore Edoardo Cazzaniga, all'organo Daniele Paris. Lo dico perché è carino ricordare le cose nella loro interezza. E hanno fatto una fantasia contrappuntistica che è durata, fai conto, 10 minuti. Molto bello. Dopodiché ha parlato prima il sindaco Sala, che come al solito ha detto niente, nel senso che lui parla per frasi fatte, per cui l'importanza delle persone che hanno lasciato la loro memoria, l'esempio, queste cose qui, e vabbè, forse non poteva neanche dire altro, insomma non ha avuto guizzi Si di stava fantasia. meglio quando si stava peggio, coi capelli lunghi da dietro non è si sono arrivato a queste mangiati banalità, bene. ma insomma Bene. ha fatto un discorso assolutamente convenzionale. Va bene, mettiamola così. Perché la Presidente del Consiglio Comunale ha elencato le persone famose, illustri, e che sono 12 o 13. Parecchie donne, sì, 13, più donne che uomini. Te li dico brevemente, se ti interessa? Sì. Interessa ai nostri telespettatori? Penso Allora, sì. Maria Alta Bencini, medico specializzato in pediatria e clinica delle malattie nervose mentali. Quella che ha inventato è importante perché ha inventato il dopo di noi, cioè quello che succede. Ecco, devo dire che questo, per esempio, noi in famiglia abbiamo una persona che avrà questo problema quando i suoi genitori, che sono mia sorella e mio cognato, moriranno, il più tardi possibile, ma succederà, e quindi sono grata alla signora Bencini che ha inventato il dopo di noi. Poi c'è stato Luigi Calabresi, di cui parleremo dopo, Irene Camber, che è stata la prima olimpionica di scherma nel lontano 1953 a Bruxelles. Maria Bianca Cita Sironi, scienziato di fama internazionale, prima donna presidente della Società Geologica Italiana e punto di riferimento per gli studiosi dell'ambiente marino. Mica male anche lei, Anna Gastel, ecco, Anna Gastel ci tengo a citarla perché io la conoscevo bene. Non posso dire che era una mia amica perché l'amicizia è qualcosa di più articolato, però la conoscevo bene. Anna Gastel aveva delle qualità fenomenali umane, era nipote di Luchino Visconti perché sua mamma Ida Gastel era figlia di Giuseppe Visconti di Modrone e Carla Erba, e la Ida, la mamma di Anna, era sorella di Luchino Visconti. Poi si sposa Gastel e quindi diventa Gastel, e lei era sorella anche di quel Giovanni Gastel, famosissimo fotografo, uno dei più importanti fotografi italiani. Lei, laureata in storia dell'arte, è stata una delle prime donne battitrici da Sotheby's a Londra, ha avuto una storia travagliata da giovane con Vittorio Sgarbi. È famoso un aneddoto di quando un'altra fidanzata più matura di Anna, che era giovane, di Gastel, presa dalla gelosia, durante una cerimonia, tagliò con una forbice la treccia di Anna che era di fronte a lei. Anna aveva una bellissima treccia, che adesso mette spesso anche sua figlia Virginia, e questa baronessa o contessa, non mi ricordo, veneziana, bellissima, ma molto più âgée di Anna, gelosissima, tagliò la treccia di Anna, e questa cosa passò alla storia come un aneddoto abbastanza intrigante.
Anna era una donna veramente molto colta, ma soprattutto generosa, intelligente, guarda, aveva tutte le qualità che si possono desiderare in una persona. La tomba erba al Monumentale dei suoi nonni, lei me l'ha illustrata più volte raccontando proprio la storia di questa coppia, Carla Erba e Visconti di Modrone, la casa di Via Durini, lo zio Luchino. Era veramente una persona interessante e piacevolissima. E quindi è morta all'improvviso, perché è morta per un attacco di Covid, e quindi insomma mi dispiace molto che sia scomparsa perché aveva la mia età. Anna aveva un anno meno di me. E al suo funerale c'era tutta Milano, perché lei è stata vicepresidente del FAI e presidente di Mito, sai, il Festival Sì. Milano-Torino. Insomma, non si dava delle arie, nonostante fosse di una famiglia prodigiosa, che avevano come dimora estiva Villa Erba a Cernobbio, per capirci. Lei era una persona semplicissima, cioè non avevi mai la percezione che si sentisse importante. E poi era anche molto bella, insomma, una persona da ricordare con affetto. Poi abbiamo Luigi Melesi, che era il cappellano del carcere di San Vittore, Franca Nutri, attrice di teatro, Laura Perini, docente di fisica nucleare e subnucleare, che non so che cosa voglia dire, grande Sono le ricercatrice. particelle subatomiche. Ecco, bravo, grazie che tu lo sai. Grande ricercatrice, grande scienziata. Maurizio Pollini, inutile che diciamo chi è, grandissimo pianista. Italo Rota, architetto, che ha fatto anche il Museo del Novecento tra le tantissime cose che ha fatto. E c'era sua moglie ieri, Margherita Palli, che è una regista e scenografa teatrale e di melodrammi, bravissima. Gianni Angelo Stoppani, che è stato il proprietario di PEC. Anche la storia di PEC è molto bella, la racconteremo un'altra volta. E ad Afori c'è ancora il giardino, che era il giardino di Villa PEC, che è diventato un parco pubblico. E poi Giuseppe Turani, che è stato un importantissimo giornalista di economia, come sai. Sì. Ha diretto l'Espresso, il Corriere, Capital, ha fondato giornali, eccetera, eccetera. E comunque anche lui aveva una grande qualità che spiegava l'economia in maniera molto semplice alle persone che non erano delle esperte. Torniamo a Calabresi, perché Calabresi, secondo me, ha 50 anni di distanza dalla sua morte, no? No, 52, perché lui morì nel 72, Sì. maggio 72, quindi stiamo parlando di 52 anni fa. Finalmente un riconoscimento, perché il commissario Calabresi è stato protagonista di un evento drammatico, che è stata la morte dell'anarchico Pinelli dopo la strage di Piazza Fontana. Infatti. Molti ricorderanno, cadde dalla finestra della questura in via Fatebenefratelli Fratelli, e venne data la colpa a Calabresi, che non era neanche nella stanza quando questo successe. Non fu un suicidio, come venne detto, fu un incidente. Cosa può essere successo? Lo picchiarono tanto da fargli così male da dover poi nascondere questo fatto, come è successo un caso famoso di un soldato, di una recluta che 20 anni fa fu picchiata dai commilitoni e per nascondere che l'avevano picchiato lo buttarono dalla torre Emanuele Scieri si chiamava. Bravo, dalla torre del paracadute. Adesso non so cosa fosse successo esattamente a Pinelli, forse non lo sapremo mai, ma sappiamo quello che è successo a Calabresi, perché 800 cervelloni intellettuali firmarono un manifesto contro di lui, sì, che praticamente lo condannò a morte. Vergogna su di loro, aggiungerei. Esattamente, e questo manifesto praticamente appunto lo coprì di ingiurie e di colpe, e tanto che a un certo punto un gruppetto di lotta continua, giusto? Sì. Lotta continua, sì, di lotta continua lo aspettò sotto casa in via Cherubini, che è a 300 metri da casa mia, vedo sempre la lapide, e la moglie che era in cucina e stava cucinando sente un rumore di spari, si affaccia, almeno dicono così le cronache, il suo marito era stato ucciso proprio su quell'angolino lì dove adesso c'è un cippo commemorativo.
E c'era ieri Gemma Calabresi, una donnina piccola piccola, magra magra, carina carina. E poi il figlio, sappiamo, il figlio Calabresi, che è Sì, uno Mario. scrittore, un giornalista. Quando fu ucciso Calabresi, stava indagando su un traffico d'armi legato a Feltrinelli, a Gian Giacomo Feltrinelli, perché Gian Giacomo Feltrinelli, che poi morì, mi pare nel 73, stava posizionando una bomba su un traliccio di Segrate e morì, esplose con la sua bomba. E il commissario stava indagando su un traffico internazionale di esplosivi e di armi legate a Feltrinelli quando venne ucciso. Venne ucciso da lotta continua e Sofri fu condannato come mandante morale, non esecutore. Lui si dichiarò sempre innocente. Giorgio Pietro Stefani fu accusato anche lui, ma riuscì a scappare in Francia, protetto dalla famosa dottrina Mitterrand, che ha protetto anche Battisti e tanti altri, Sì. credo anche Negri e tanti altri cattivi maestri. E forse è morto anche lui adesso, Pietro Stefani, non lo so. O no? Credo di no, aspetta un attimo che lo vediamo subito. Anch'io di no. Credo anch'io di no. Giorgio Pietro Stefani. Sì, Vediamo Giorgio subito, vediamo un po'. No, è ancora vivo, è ancora vivo. è ancora vivo ed è ancora in Francia o ce l'hanno restituito? Vediamo un attimo. Credo sia ancora in Francia comunque. Sì, È sì. stato arrestato il 28 aprile del 2021 in Francia su richiesta dell'Italia insieme ad altri 6 ex terroristi. Posto in seguito in libertà vigilata. Il 29 giugno del 22 la Corte d'Appello di Parigi ha negato l'estradizione. Nel marzo del 23 la Cassazione francese ha confermato la non concessione dell'estradizione, quindi è ancora in Francia. Che se la spassa dopo aver ucciso Calabresi. Va bene. Ok, detto questo, vabbè, insomma, almeno la giustizia di metterlo tra i cittadini illustri di Milano. Questa è una piccolissima, una cosa piccolissima, ma insomma era giusto farlo. Detto questo Decisamente. passiamo. Decisamente aggiungerei. Assolutamente. Comunque c'era un sacco di gente ieri al Famedio, è stata una bella cerimonia di quelle un po' noiose, sai, però anche breve, per cui non si sono dilungati. Poi il sindaco ha fatto le foto di rito, c'era l'assessora, che si fa chiamare così, assessora Gaia Romani, che è la responsabile dell'anagrafe e dei servizi civici, quindi anche del cimiteri, che invece è una ragazza che a me piace, una ragazza perché molto giovane, avvocato, che a me piace molto. Ho avuto a che fare con lei quando ho restaurato la tomba di Maciachini, devo dire, una persona, anche lei davvero gradevole, intelligente, gradevole, anche lei non si dà delle arie, insomma, le persone che piacciono a noi, per capirci. Bene. Detto questo passiamo al mio onomastico, che è domani. Esatto. E soprattutto all'onomastico di Carlo Borromeo. Carlo Borromeo, io ne ho già parlato a suo tempo, tanto tempo fa in una trasmissione, per cui chi ci ascolta magari dice questa l'ho già sentita, però credo che valga la pena di ricordare chi è San Carlo Borromeo. Tra l'altro nel mese di novembre e dicembre in Duomo sono esposti, tu che sei uno specialista del Duomo, anzi dobbiamo andare, anzi approfittiamo di andare adesso che ci sono i quadroni. Sono esposti i quadroni di San Carlo Borromeo, che sono 2 serie di 28 quadri, una prima e una seconda, i primi molto più grandi, i secondi un po' più piccoli, fatti nel 600 da artisti del calibro di Giovan Battista Crespi, detto il Cerano, il Landriani, i Fiamminghini, Procaccini, quindi dei pezzi da 90 che fanno sia la prima che la seconda serie, e quindi mi piacerebbe andarli a vedere con te. E poi invito tutti ad andarli a vedere perché io, per esempio, alla mia tenera età non li ho ancora visti e faccio allora ammenda. bisogna andare. Bisogna andare. Allora, il nostro Carlo Borromeo non è solo lui il personaggio importante della famiglia, perché sono i 2 Borromeo, i Borromei. I Borromei sono Carlo e Federico, che era suo cugino, però noi parliamo di Carlo
perché Carlo ci interessa perché domani è San Carlo. Tra l'altro Esatto. lui morì il 3 di novembre, tornando sul Naviglio, morì a Cassinetta di Lugagnano, se non ricordo male, aspetta che te lo dico. Stava tornando da una visita pastorale al Sacromonte di Varese. Lui era uno che andava in giro tantissimo a fare visite pastorali, gli piaceva andare a trovare le sue pecorelle. Tornò dal Sacromonte di Varese e lungo il Naviglio si imbarcò sul cosiddetto Barchette de Boffalora, che è una barchetta famosa che credo esista ancora, questo barchette, un servizio di trasporto passeggeri sul Naviglio di cui si ha la certezza che c'era nel 1647, quell'anno lì c'era sicuramente, perché morì a bordo un tedesco che si chiamava Giovanni Motter e ci sono notizie di questa morte. Lui si imbarcò sul Barchette de Boffalora e a Cassinetta di Lugagnano si fermò perché si sentiva male, era febbricitante e sperava di riprendersi. Invece la febbre salì e proseguì in lettiga, però morì. Aveva solo 46 anni e morì assistito dal suo vicario, che era un vescovo gallese che si chiamava Owen Lewis, che venne italianizzato, noi lo conosciamo come, anzi latinizzato, come Audenus Ludovisi. Quindi questo personaggio che fece da assistente a Carlo Borromeo e che... Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Siccome era morto appunto alle 20:30, quindi dopo il tramonto, la legge di allora diceva che, oppure la pratica, perché era impossibile a quell'ora registrare la morte, fu registrata il giorno dopo. Ed è così che il 4 novembre noi ricordiamo San Carlo. Io tra l'altro amo molto il mio onomastico, c'è gente a cui non gliene frega niente e invece a me l'onomastico piace. Anche a me. Il suo corpo è nella cripta del Duomo e quindi anche quello si può andare a trovarlo. E tra l'altro in una cappelletta molto, molto buia e molto riservata, credo, no? No, è giù E, lo Scurolo e lui è lo dentro Scurolo, una e di Scurolo cristallo di viene da rocca. Scuro. Sì, però in realtà è abbastanza illuminata. È anche chiamata Cappella Iemale perché il capitolo Esatto. cattedrale ci dice le preghiere nel periodo invernale. È proprio sotto l'altare. Esatto. Molto intima, però bella. Bella, a me è sempre piaciuta. Ecco, anche quelli non l'ho mai vista, quindi io con te voglio proprio fare questa bella visita poi ricambierò con una visita privata al Monumentale o in uno dei quartieri del mio libro. Merci beaucoup. Mentre il corpo è lì, è nella Cappella Iemale, come l'hai giustamente definita tu, lo Scurolo, il cuore è nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso di Roma. Il cuore è lì, dietro l'altare maggiore, quindi il suo corpo non ha il cuore. Lui è stato molto importante. La famiglia Borromeo non erano di Milano, erano, credo, originari te lo dico subito. Lui faceva parte del ramo milanese della famiglia, ma secondo me loro erano toscani, se non mi ricordo male. Vabbè, Credo insomma, anch'io, di origini toscane, sì. di origini toscane, sì, di origini toscane, ma lui faceva parte appunto del ramo lombardo, milanese della famiglia, il cui capostipite nel XIII secolo si chiamava Vitaliano, che costruì il Palazzo Borromeo in Piazza Borromei, che è bellissimo, un esempio di gotico civile sublime, affrescato con delle scene che rappresentano i giochi medievali, il gioco della pallacorda, il gioco dei tarocchi, con queste dame, con questi chignon a sbalzo, che sono, credo in restauro, almeno in parte. È un palazzo bellissimo, Palazzo Borromeo, non si può visitare perché è privato, però se riesci, come ho fatto io un giorno, a infilarti nel cortile, dove ci sono queste belle finestre a sesto acuto, già capisci cosa dovesse essere a quell'epoca. Il Carlo era figlio del conte di Arona, tant'è che a Arona c'è il San Carlone,
e di Margherita de' Medici. Lui era il primogenito, non era il primogenito, era il secondogenito, e quindi a 9 anni fu tonsurato, gli tagliarono i capelli e gli fecero una tonsura e lo mandarono a studiare da prete. Lui andò a Roma poi e quando morì suo fratello, l'arcivescovo volle farlo, il Papa, no, scusa, il Papa volle farlo tornare a Milano a sposarsi, lasciare la vita clericale perché altrimenti la famiglia Borromeo si sarebbe estinta. Ma lui non ne volle sapere, non gli interessava di tornare alla vita mondana, alla vita secolare, e poi non ci teneva affatto a fare una vita di quel tipo lì, tant'è che lui era detto il castissimo, portava il, come si chiama, il cilicio, viveva pregando, leggendo, in assoluta povertà, mangiando pane secco, faceva veramente una vita un po' troppo meschina per i miei gusti, ma comunque diciamo così. a lui piaceva così. C'è anche un famoso ritratto di Daniele Crespi che lo ritrae mentre legge un libro con una pagnotta al lume di una candela, che non mi ricordo dove custodito, forse in Santa Maria della Passione, comunque in una chiesa milanese. E comunque il suo motto, il motto che scelse era Humilitas, e quindi questo spiega sì, Santa Maria della Passione, perché c'ho qui il mio libro, faccio vedere il mio libro di storia di Milano, che comunque per me rimane molto importante quando racconto la storia di Milano per ricordarmi i dettagli, perché altrimenti nel tempo svaniscono. Però, vedi, mi ricordavo che nella chiesa di Santa Maria della Passione, ed è un quadro molto bello con luci caravaggesche, molto molto significativo. Lui, Carlo, fu tra le altre cose l'inventore del confessionale. Prima di lui non esisteva il confessionale. Il primo oggetto globalizzato della storia. È il primo oggetto globale della storia. Prima del Big Mac c'è stato il confessionale inventato da San Carlo Borromeo. È il primo oggetto globalizzato. Ecco, vedi? Perché l'idea di questa scatola prima San Carlo li fece sperimentare nel Duomo di Milano, poi ordinò di adottarli in tutta la diocesi di Milano e poi l'esempio venne seguito da tutte le altre diocesi del mondo, per cui se tu vai a Tokyo in una chiesa cattolica c'è un confessionale che come principio di funzionamento è quello ideato da Carlo Borromeo. È stato il primo oggetto globale della storia. Ecco, va bene, è bello parlare con te perché sai tante cose e integri quello che dico io. Va bene, poi lui fondò il collegio a Pavia, il collegio Borromeo. A Milano prese possesso del Palazzo di Brera, che prima era il convento degli umiliati, cacciò gli umiliati che accusò di eresia. Gli umiliati sono i precursori degli industriali tessili, erano questo ordine monastico che però fece un sacco di soldi, tanto che si dice che inventarono loro la banca che poi diede origine alle banche moderne, perché erano ricchissimi, e però sembra anche che prestassero soldi a strozzo, per cui non erano tanto ben voluti, tant'è che San Carlo, che allora non era santo ovviamente, chiuse il loro collegio, si prese il Palazzo di Brera e istituì il Collegio dei Gesuiti. Un umiliato, non tanto contento di questo, si chiamava Gerolamo Farina, tentò di assassinarlo, di pugnalarlo, perché appunto aveva fatto questo atto deprecabile secondo gli umiliati di portargli via il monastero. E lui gli fece tagliare la mano, per cui non fu molto cristiano in questa come si dice, in questa reazione al fatto che questo qui aveva tentato di ucciderlo. Poi cosa fece ancora? Ah sì, quest'altra cosa carina, nel 1575, che era l'anno del giubileo, decise che chi avesse fatto il giro delle 7 basiliche milanesi, che adesso ti dico quali sono, avrebbe avuto l'indulgenza plenaria. E questo dà origine
detto fare il giro delle 7 chiese. Quando uno gironzola, bighellona, Sì. va a spasso, dice, ma cosa fai il giro delle 7 chiese? Perché questo appunto ti dava diritto all'indulgenza plenaria, ed erano il Duomo, Sant'Ambrogio, San Vittore, San Simpliciano, San Nazzaro in Brolo, San Lorenzo Maggiore e Santo Stefano Maggiore. Quindi fare il giro delle 7 chiese voleva dire farsene tutte, e a quel punto ti meritavi l'indulgenza plenaria. Non so se te l'ho già detto, credo di sì, ma io ho avuto l'indulgenza plenaria quando nell'anno compostelliano, quindi l'anno in cui l'onomastico di Santiago di Compostela cade di domenica, un 25 luglio del 2008, io ho avuto l'indulgenza plenaria, perché sono entrata in cattedrale dalla Porta Santa, cattedrale di Santiago, e mi hanno dato l'indulgenza plenaria. Poi me ne hanno dato un'altra a Roma, sono buono. arrivata a piedi in Vaticano, e anche lì mi hanno dato l'indulgenza plenaria. Quindi ho ben 2 indulgenze plenarie che mi consentono di commettere peccati, perché tutto quello che ho commesso in passato è stato Cancellato. perdonato. Vabbè, poi fondò l'orfanotrofio delle Stelline, no, delle Stelline, sì, l'orfanotrofio delle Stelline, che si chiamava Santa Maria della Stella. In realtà si chiamava l'ospedale dei poveri mendicanti e vergognosi della Stella, che poi con Maria Teresa divenne l'orfanotrofio femminile di Corso Magenta, che è un palazzo bellissimo. Un'altra sua creazione fu la chiesa di San Fedele, che è la tipica chiesa gesuita, perché le chiese gesuite sono ad aula unica, non hanno la navata centrale e le navate laterali suddivise da arcate, perché questo consentiva ai fedeli di concentrarsi nel modo più profondo in direzione del presbiterio e dell'altare. E quindi la navata di San Fedele, la navata è unica. E San Fedele è una chiesa molto particolare perché ha delle opere d'arte moderne, contemporanee, sia nella chiesa proprio, dove c'è un grande pannello di ceramica smaltata di Lucio Fontana, che ritrae il Sacro Cuore di Gesù, e ai suoi piedi una santa che si chiama Santa Maria Alacoque, che io la chiamo sempre l'uovo alla coque, e è un bellissimo pannello molto grande, molto luminoso, e poi dietro l'altare c'è, dietro l'altare dove c'è il coro, c'è 3 grandi tele monocrome, una rossa, una azzurra e una dorata, che rappresentano la Gerusalemme celeste, e sono opera di un astrattista americano che si chiama David Simpson, e sono 3 grandi tele monocrome, ma sono bellissime, cioè pur non avendo nessun tipo di rappresentazione, nessun tipo di figura, ed essendo cosparse di colore in modo uniforme, queste 3, ma l'accostamento dell'azzurro col rosso, con l'oro, le dimensioni, la collocazione dietro l'altare ne fanno un'opera molto bella. Nel sotterraneo c'è una Via Crucis in cotto, sempre di Lucio Fontana, Sì. e poi c'è un'opera molto inquietante, che è un grande crocifisso di legno, che tu però non vedi perché è in un sacco nero, ed è appeso come a una L di legno, tipo da impiccagione, è appeso lì questo crocifisso, ed è di Re di Cunellis, se non mi ricordo male, adesso te lo dico, no, qua non lo trovo, adesso cercarlo ci metto troppo, ma mi sembra proprio che sia di Iannis Cunellis, ed è un'opera appunto di arte contemporanea. Poi sopra, al piano della chiesa, c'è anche un museo di arte contemporanea con tante opere importanti, e poi c'è la famosa cappella della Madonna del Latte, dove c'è una cappelletta, questa Madonna che allatta, la Madonna del Latte è questo, ce ne Sì. sono tante, quella lì è cinquecentesca, ovviamente. Poi ci sono queste scarpette d'argento che sporgono dalla parete, che sono le scarpette delle ballerine fatte da Mimmo Paladino, tant'è che le ballerine, le Étoile della Scala, Carla Fracci, Luciana Savignano, tutte quelle lì, andavano sempre prima di un debutto nella cappelletta delle ballerine a pregare per la Madonna del Latte per avere successo
e per non cadere, immagino, perché per una ballerina la cosa importante è non avere degli incidenti. E quindi sono 11 scarpette di bronzo argentato ed è molto suggestiva. Quindi la chiesa di San Fedele merita anche lei una visita approfondita. Io sono andata con una guida che mi ha raccontato tutte queste cose e poi uscendo c'è la statua di Alessandro Manzoni, che come sappiamo morì cadendo proprio dalla scala di San Fedele, ed è lì un bellissimo ritratto in piedi in bronzo fatto da Francesco Barzaghi, che è un autore che io amo molto, che ha fatto tra le altre cose il Napoleone III ai giardini del Corso Sempione, del Parco Sempione, ha fatto Hayez nella piazzetta di Brera, ha fatto Garibaldi, no, Garibaldi non l'ha fatto lui, il Napoleone III, Hayez e poi un ritratto di Hayez, una testa di Hayez al Monumentale, e lui, Francesco Barzaghi, ha fatto questo bellissimo Don Lisander che tiene una mano dietro e che tiene un libro, e il libro, se vai a cercare di leggere, riesci a leggerlo, sono le Georgiche di Virgilio. E quindi questa è un'altra curiosità per noi milanesi, perché guardiamo le statue, ma in realtà io ho imparato a guardare le statue dopo il Monumentale, Sì. Antonino. Io non le guardavo, passavo e non le guardavo. Adesso mi sono abituata a guardare le statue e a girarci intorno. Uno, perché dietro sono sempre anche molto belle, perché non sono dei quadri. E due, perché i basamenti delle statue, soprattutto quelle ottocentesche, raccontano la storia del defunto. Per cui, non so, il generale Sirtori ai Giardini Pubblici, che l'ha fatto Enrico Butti, sul basamento del suo monumento ci sono tutte le battaglie garibaldine che lui ha fatto. Se vai a vedere il monumento sempre di Butti di Giuseppe Verdi in Piazza Buonarroti, stesso discorso, ci sono delle scene dalla vita del personaggio rappresentato. E questo è molto interessante. E credo che abbiamo finito il tempo. Eh sì, l'abbiamo anche superato, però è stato un piacere lo Ecco, io ti stesso dirò che ho stasera. fame perché a quest'ora mi viene una fame tremenda e Bene. adesso mi faccio 2 spaghetti al pomodoro e basilico. Tu cosa mangi? No, io ho già mangiato, Ah, quindi ecco, sei stato più furbo di me. Invece io ho una fame tremenda e adesso corro a farmi 2 spaghettini e poi mi guardo la televisione. e allora grazie e ancora buon Grazie a onomastico. te, ci vediamo lunedì prossimo e vedremo di inventarci qualcosa anche lunedì prossimo. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Della gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. A te la linea. C'è un amore in ogni borsello, cantavano le Storie Tese insieme con Riccardo Fogli nel 1992 dall'album Italian Rum Casusu Cicti.
Ma il fatto è che invece nei borselli di quelli della provincia di Valencia in Spagna e a Malaga, da dove ci chiama molto probabilmente il nostro Davis, il nostro ascoltatore, ahimè c'è tanto fango. Qualcuno l'ha anche tirato addosso al re e alla regina 2 giorni fa, ma pronto, eccoci qua. Sì, buonasera. Ciao Davis, come stai? Buonasera, bene, bene, grazie. Noi stiamo bene qui. Allora, com'è la situazione invece, con l'alluvione? La situazione va sempre peggio perché, vabbè, ma lo dicono anche in Italia, nelle notizie, adesso viene peggio perché c'è il rischio di epidemie, c'è l'acqua ancora che si è mescolata, diciamo, con acque fecali, con le fogne. E quindi è un problema grande. Poi non so se avete sentito, sicuramente in quel centro commerciale ci sono almeno altre 100 macchine che bisogna verificare se c'è qualche persona dentro o nelle scale o da qualche parte, perché lì ne mancano tante di persone all'appello, purtroppo. Adesso la polemica è con Sanchez, perché ha fatto delle dichiarazioni veramente che qua dicono che lo perseguiteranno per il resto della vita, perché l'altro giorno se ne è uscito dicendo che se la popolazione ha bisogno di aiuto, che lo chieda. Ma come che lo chieda? Ma è chiaro che ha bisogno di aiuto, ma non c'è bisogno di dirle queste cose. Veramente. E che vuole il disegnino? Non l'ho capito io. Ma è chiaro che ha bisogno di aiuto, ma poi sembra che abbia rifiutato l'aiuto internazionale dalla Francia appena mercoledì scorso, appena successo il disastro, diciamo. E poi non ha mandato l'esercito e non ha ancora dichiarato lo stato di emergenza, cioè una cosa assurda, veramente pazzesca. Io non so questo signore cosa ha in testa, ma non bisogna, la colpa non è sua ovviamente, perché qua non bisogna politicizzare di quello che è successo, però non sta reagendo bene assolutamente. E quindi c'è molta polemica, la gente è arrabbiatissima. A Valencia io sto seguendo, sono veramente arrabbiati, disperati, anche gli anziani che non possono scendere dai condomini, sono rimasti senza medicine, ovviamente. È veramente triste, come un terremoto, non so, o peggio, la devastazione è pazzesca. Ci sono 5.000 automobili distrutte, 5.000. 5.000 automobili e questo ancora non ha dichiarato lo stato d'emergenza né mandato l'esercito in massa? No, non l'ha mandato in massa. Cioè io so, almeno da quanto si apprende dalle notizie che circolano, parliamo di poco più di 2.000 militari impegnati sul campo dell'alluvione. Il resto sono tutti volontari da ogni parte della Spagna. Certo, sì, pompieri soprattutto, perché poi qua i pompieri li gestiscono le province, cioè non è come un corpo statale, ogni provincia, diciamo, ha il loro corpo dei pompieri con stipendi diversi. Sì, vabbè, qui sì, con l'autonomia è così, però vanno tutti volontari, anche guardia civile, insomma. La gente si è data da fare, anche qua io ho dato il mio piccolo contributo, ma vabbè, niente, però anche qua hanno raccolto tanti viveri, tante cose che servono di prima necessità. Hanno mandato 2 tir, da quello che so, nel quartiere dove abito. E niente, è brutto, triste, è ovvio che non si può prevedere una cosa così, però si può anche prevedere come reagire a una cosa così. Esatto. Si può decidere, per esempio.
Sì, ma infatti non può passeggiare, non può andare in giro da nessuna parte questo signore. Vorrei dire. Senti, Davis, che cosa si prevede per i prossimi giorni? Ma per adesso adesso quello che vogliono fare è ovviamente cercare i dispersi e pulire il più possibile, e poi salvare ovviamente gli anziani, vedere un po' di dove poterli sistemare o almeno medicare. Ma la prima cosa è pulire, ma pulire, pensate, dicono che per pulire una via piccola con 50 persone ma ci vuole un giorno intero e non riesci a pulirla, perché il fango veramente è pazzesco. Ci sono posti che 2 metri di fango, 2 metri, sapete cos'è? È una cosa pazzesca. Io ho visto immagini veramente, è un terremoto, peggio forse. Davis, io devo chiudere, però ti pongo un'ultima domanda. Bene. Se tu fossi stato tra la folla, gliel'avresti tirato il fango a Re Felipe? A Re Felipe no, anzi no, lui, ma si sono scusati perché Sanchez ha usato Re Felipe come scudo, infatti poi ha dovuto scappare, ma si sono scusati. Gli abitanti del posto poi si sono scusati perché pensavano fosse Sanchez. E invece poi quando hanno visto che era re con Donna Letizia, che è la regina, la moglie, e allora poi si sono scusati. Poi lui si è fermato lì, con la gente a parlare. Li vogliono bene al re. Ovviamente c'è qualche repubblicano nostalgico di estrema sinistra che non lo vuol vedere, ma qui stiamo parlando di altre cose. No, ma lì la gente sì, gli vuole bene. Invece quindi la gente si è unita più attorno alla monarchia che al resto. Certo, sì, assolutamente sì. Al re comunque no, io lo rispetto, è una brava persona, si vede, è umano, molto più di Sanchez. Davis, facciamo che ci sentiamo anche nei prossimi giorni. Bene, dai, sì. Magari a un orario più cristiano, perché non posso tenerti coi minuti contati. Vogliamo fare domani con calma? Ma domani non ci sono perché vado a Madrid a vedere la partita Real Madrid-Milan, che io sono un tifoso milanista e mi stanno aspettando. Allora facciamo venerdì, dai. Bene, sì, fine settimana, giovedì o venerdì. Benissimo, grazie a te. Bene, un abbraccio. Un abbraccio a tutti voi lì, grazie. E allora, grazie al nostro Davis, che è stato, come vedete, il nostro inviato lì sul campo. Io ringrazio voi tutti ascoltatori quando vi mettete a disposizione in questo modo così generoso e cortese. Chiudiamo con Gianni Morandi, Canzoni stonate del 1981. Saluto anche la nostra Pina da Monza e Brianza, che dice: buonasera, non sentivo la De Bernardi da quando è andata in vacanza, complimenti, sempre brava e ringiovanita. Con questo abbiamo finito, grazie per essere stati con noi, appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà, e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.